Buongiorno, buongiorno. Continua la serie di furti nelle abitazioni in tutto il Veneto. L'ultimo in ordine di tempo a Montagnana. Un uomo è stato assaltato da un bandito in casa e picchiato brutalmente. Quest'uomo il rapinatore cercava ovviamente del denaro, ma poi è stato arrestato. Sentiamo Ferdinando Garavello. Erano le 2 di notte dell'11 luglio dell'anno scorso, quando un pensionato di Montagnana era stato svegliato di soprassalto da 2 rapinatori che si erano introdotti in casa sua. I malviventi lo avevano minacciato con un cacciavite e lo avevano picchiato ripetutamente, utilizzando anche un cavo elettrico per farsi consegnare i soldi che il poveretto aveva nascosto in casa. Alla fine, stremato per il trattamento subito, l'anziano aveva detto ai visitatori notturni dove erano nascosti i soldi e i 2 se ne erano andati con 14.000 euro in contanti, facendo perdere le proprie tracce. Ma non del tutto, perché uno dei 2 aveva perso il gilet catarifrangente che portava durante l'assalto. Lo hanno trovato i carabinieri sotto la finestra utilizzata dai rapinatori per introdursi nell'abitazione. Il giubbino è stato passato al setaccio rivelando un profilo genetico che gli inquirenti hanno incrociato con le informazioni fornite dalla vittima dell'aggressione. Materiali, indizi e testimonianze hanno portato a identificare un cittadino albanese di 34 anni ritenuto responsabile della rapina aggravata e di lesioni personali aggravate. È stato arrestato a Marcianise, nel Casertano, dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Padova con il supporto dell'arma locale. In esecuzione un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Rovigo su richiesta della Procura Polesana. Il 34enne è stato portato nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Era l'ultimo assalto in ordine di tempo, era una vicenda che risaliva un anno fa, come avete sentito. La notizia è che è stato arrestato oggi il rapinatore. L'ondata di furti comunque è in corso e ne sanno qualcosa gli abitanti dei paesi della Pedemontana, ma non c'è provincia che si sottragga all'imperversare dei ladri. La conta sembra essere senza fine. Decine e decine di colpi, furti o tentati furti in casa, assalti ai bancomat, rapine in banche, negozi e supermercati. Il territorio martoriato è quello del Bassanese, che in queste settimane è stato preso di mira senza soluzione di continuità da malviventi che riescono sempre a fuggire. Spesso agiscono in gruppo, talvolta si tratta di ladri solitari. Cassola, Mussolente, Tezze sul Brenta, Nove, Rossano Veneto sommano ormai decine di casi in una geografia della cronaca che continua a spaventare. Sono una ventina i colpi solo a Colceresa, da dove arriva la documentazione di un'intrusione praticamente in diretta. Quando i malviventi arrivano è la telecamera posizionata nel giardino che li riprende, mentre il proprietario vede dall'interno quello che succede. Sono in 4, tutti incappucciati e col volto coperto, controllano i dintorni, le finestre, cercano di capire se all'interno possa esserci qualcuno. Non sono ancora le 19:30, ora di cena per molti, e in quel momento in casa ci sono 4 persone. Della presenza di qualcuno all'interno i ladri se ne sono evidentemente accorti, controllano anche la veranda e poi tornano sui loro passi. L'ultimo atto, forse per prepararsi di nuovo il terreno, è mettere mano alla telecamera e modificare l'inquadratura. In questo caso la videosorveglianza, le luci accese e il fatto che l'abitazione non fosse vuota hanno evitato il peggio, ma i timori rimangono diffusi tra i cittadini e tra i sindaci. Le raccomandazioni sono sempre di avvisare il 112 in caso di rumori sospetti o situazioni anomale, ma le forze dell'ordine non sembrano ad oggi sufficienti per contrastare il fenomeno. Anche nei comuni dove ancora non si sono verificati episodi criminosi, l'attenzione rimane alta. Qualche segnalazione comincia ad arrivare e l'inverno non è ancora iniziato. Servizio di Mirko Cavallina, e ricostruiamo la paurosa vicenda dei ladri in abitazione con un ragazzo di 22 anni che se li è trovati faccia a faccia. Dopo 3 volte che li ho intimati di fermarsi, non si sono fermati. Io stavo per colpirlo con appunto questo bastone, questo ferro, e il collega che era già fuori dalla recinzione mi ha puntato la torcia in faccia. Io ho avuto un po' una reazione di
possiamo definirlo anche panico, mi sono immobilizzato. La torcia puntata addosso, dritta negli occhi, così da stordirlo e disorientarlo. Questo lo stratagemma che un ladro ha usato per bloccare Davide Severin, studente all'ITS meccatronico di 22 anni, che accortosi dei malviventi in casa non ha esitato a rincorrerli dopo aver afferrato il bastone delle tende esterne. Sono da poco passate le 6 di sera in via Berto Rossato a Paese, quando 2 uomini a volto scoperto entrano in questa villetta, scavalcando la recinzione, forzando la finestra che dà sul soggiorno. Davide rientra quando la coppia criminale è al piano superiore, nell'area notte, intenta a rovistare. È in questo momento che il giovane giocatore di rugby inizia a urlare e inveire con i 2 che si calano dal balcone. Il faccia a faccia in giardino, da un lato quindi il 22enne pronto a scagliare il bastone contro il delinquente, dall'altro il compagno di quest'ultimo che lo abbaglia con la pila nel tentativo di prendere tempo. Mentre io ero immobilizzato, il ragazzo che stava appunto per essere colpito ha scavalcato la recinzione e poi sono fuggiti lungo la stradina. In quelle frazioni di secondo nella testa di Davide si fa strada un pensiero, un terribile sospetto. Io avevo un coltellino nel bagno di sopra dove loro erano, che usavo per togliere i capelli dal pettine, e pensavo insomma se lo fossero preso come arma, e il mio primo pensiero è stato sì, se loro se lo sono presi non è proprio una cosa simpatica da trovarselo addosso o piantato da qualche parte. Diciamo di sì, appunto che ho pensato al peggio. Vengono poi allertati i carabinieri. I ladri con accento dell'est si danno la fuga, ad attenderli forse l'auto di un complice. Da casa mancano un piccolo anello in oro della mamma e 200 euro che Davide aveva ricevuto da pochi giorni come regalo di compleanno. Stai facendo una violazione, sono libero di fare quello che voglio quando sei in casa mia. La rabbia di non potersi difendere, di non poter essere padroni di casa propria, e che queste persone insomma possano fare liberamente quello che vogliono senza minime ripercussioni. Una brutta esperienza e non è la sola purtroppo. Restiamo nella Marca, andiamo a Vedelago in diretta da Christian Arboit. Sì, direttore, buongiorno anche da parte di Alberto Pivetta che sta curando la parte tecnica. Da Paese a Vedelago il passo è breve e lo è stato anche per i ladri. Marca senza pace, in particolare la Marca occidentale. Vedelago davvero sta registrando un'escalation di furti nelle ultime settimane, uno stillicidio iniziato con il mese di novembre. Ieri sera le segnalazioni si sono moltiplicate non solo via social, in via Case Rosse, in via per Casa Corba, in via Parise, via Verdi, via Gobette, dove peraltro i ladri sono stati anche qualche notte fa. Ci sono state diverse segnalazioni, sono stati visti anche all'interno di un giardino di un campo nella frazione di Albaredo, ma segnalazioni ci sono state anche nella zona di Resana e di Loria. Sono qui, lo saluto e lo ringrazio, con Antonio Caucello, che qui a Vedelago è uno dei volti più noti perché è un ristoratore sul ristorante Occa Bianca. Siamo qui davanti appunto al locale, ma lei Caucello è stato vittima di un furto a inizio novembre, probabilmente il suo è stato il primo furto di una lunghissima serie, e sua moglie si è trovata faccia a faccia con i ladri. Sì, certo, io sono stato il primo ad essere visitato, e il sabato 2 novembre circa alle 9 di sera più o meno. E niente, mia moglie era con me qua in pizzeria e a un certo punto lei è andata a casa perché giustamente avevamo finito un po' il lavoro pesante, e a un certo punto, mentre lei andava a casa, ha incominciato a squillare il mio telefono dicendo che era partito l'antifurto a casa. Convinto che era mia moglie che era entrata senza disattivare l'antifurto, ho provato a chiamare a casa ma non rispondeva nessuno, se non che dopo alcuni secondi è arrivato un mio vicino correndo che diceva che c'erano stati ladri. Mia moglie era per strada, logicamente a un certo punto è entrata in casa, ha visto che c'era la porta aperta, pensando che era uno dei miei figli che avesse fatto la stessa cosa, cioè aver dimenticato di disinserire l'antifurto, e invece niente, purtroppo loro erano ancora presenti
diciamo, nelle camere da letto, e lei a un certo punto è uscita fuori, ha chiamato aiuto e loro sono scesi giù e si li trovati faccia a faccia con il loro bel piede di porco in mano. Avevano anche dei passamontagna, erano molto coperti. Avevano dei passamontagna, tutte e due, e non hanno detto una parola perché logicamente mia moglie gli ha detto anche tipo bastardi cosa state facendo, loro non hanno detto una parola, con tutta tranquillità hanno scavalcato il cancelletto dove c'era la macchina che in retromarcia era tornata per caricarli. Ecco, 5.000 euro di danni. Sì, solo di infissi abbiamo 5.000 euro di danni. Poi ci sono logicamente un po' di contanti, oro, orologi e macchina fotografica e qualcos'altro. Ecco, un copione che si è ripetuto tantissime volte nell'ultimo periodo, appunto anche ieri sera. Direttore, sono in contatto con diversi residenti qui del territorio, poi andremo anche a trovarli. Veramente Vedelago è senza pace. Ieri sera sui social, non solo sui social, c'è stata un'allerta collettiva. A un certo punto un ragazzo che ho contattato questa mattina ha anche attivato un gruppo WhatsApp che in pochissimi minuti, in poche ore, ha raggiunto 200 iscritti. Poi questo gruppo WhatsApp di fatto sta confluendo nella rete di controllo del vicinato. Voi siete in allerta totale? Ma certamente, anche perché adesso si ha paura di entrare in casa e trovare qualcuno, oppure di notte, come è già successo in qualche abitazione, in qualche frazione, ti sono piombati in casa. Fortuna che una signora aveva un cane e li ha avvisati, ma comunque la tranquillità è finita, anche perché in poche settimane abbiamo visto che sono ritornati anche sulle stesse vie nello stesso comune. Ecco, quindi questo è l'aspetto forse più preoccupante. Non mollano assolutamente la presa. Grazie Antonio Caucello. Da Vedelago per il momento è tutto. Direttore, con Alberto Pivetta ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie. Andiamo subito a Bassano del Grappa perché vedo Vanessa Banzatto in compagnia del generale Gianpietro Lago, comandante dei RIS di Parma. È arrivato a Bassano del Grappa per per incontrare con gli studenti delle superiori. A te Vanessa. Buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Io mi trovo assieme al generale Gianpietro Lago, comandante del RIS di Parma. Proprio questa mattina ha incontrato i ragazzi e le ragazze di quarta e quinta delle scuole superiori del Bassanese, e tra l'altro proprio lei generale ha ricordato che ha frequentato una delle scuole superiori presenti oggi, ovvero il liceo scientifico Jacopo da Ponte. È un messaggio forte che si vuole lanciare a questi ragazzi e a queste ragazze in vista anche proprio del futuro lavoro che si troveranno ad affrontare, visto che tanti appunto si trovano in quinta, a frequentare la quinta superiore. E che messaggio si vuole dare a loro? Anche perché a volte la figura del carabiniere del RIS di Parma è stata raccontata attraverso le fiction, attraverso i libri, quindi di concreto e di reale c'è davvero poco. Sì, buongiorno. Sì, abbiamo insieme al FAI e all'amministrazione qui a Bassano voluto effettuare questa iniziativa per motivare i ragazzi, per fargli comprendere come l'Arma dei Carabinieri è un'istituzione che ha 1000 sfaccettature e offre anche 1000 possibilità. Anche la scienza coniugata con la divisa, come nel nostro caso, offre l'opportunità di una professione incredibilmente stimolante, interessante, e quindi un messaggio per loro per approcciare il loro studio e la loro formazione con più motivazione e entusiasmo. Questo insomma è l'obiettivo che speriamo di avere in qualche maniera, non dico raggiunto, che sarebbe un po' presuntuoso, ma insomma di avere posto questi semi. Ecco, il vostro è un ruolo fondamentale quando si parla di indagini nel momento in cui si presenta un reato, nello specifico magari un delitto, soprattutto un compito fondamentale, un ruolo fondamentale, e una delle domande che tra l'altro è emersa è quanta è la certezza e fino a qual è, fino a dove arriva il grado di certezza nelle vostre conclusioni?
Questa forse è la domanda delle domande che in ogni incontro, in ogni situazione, e oggi non ha fatto eccezione, capita di sentire, insomma, ed è anche normale, ovvio che sia così, perché insomma ci piacerebbe un mondo in cui la giustizia è certa, è assoluta, ma ci dobbiamo confrontare con una realtà in cui il grado di complessità invece è ben diverso e dobbiamo comunque amministrare un certo grado di incertezza e di dubbio. Il nostro lavoro è in buona sostanza proprio quello di raccogliere informazioni attraverso le indagini scientifiche in questo caso, per limitare il più possibile e rendere accettabile questo margine di incertezza e di dubbio. Anche perché si parla proprio nel codice di al di là di ogni ragionevole dubbio. Esattamente, il codice infatti prevede questa espressione che sintetizza in modo anche abbastanza elegante, a mio avviso, proprio questo concetto. Quindi il dubbio è ineliminabile in radice, un pochino di dubbio ci può sempre essere e c'è sempre, però insomma possiamo, e questo è l'obiettivo di una giustizia che ha fatto bene il suo lavoro, di organi di giustizia che hanno fatto bene il loro lavoro, è appunto quello di rendere questo margine di dubbio sufficientemente piccolo, irrisorio e trascurabile. Quanto è cambiato il suo lavoro all'interno proprio del laboratorio, all'interno del modo di condurre le indagini a livello scientifico nei vostri laboratori? Nei decenni ci sono stati cambiamenti incredibilmente rapidi e anche a diverso, diciamo così, scartamento, nel senso che alcune discipline sono rimaste fondamentalmente vicine dal punto di vista delle applicazioni tecnologiche a quello che si faceva 10, 15, 20 anni fa. Altre invece hanno conosciuto delle vere e proprie rivoluzioni, quindi c'è stato un continuo cambiamento e le investigazioni scientifiche di oggi sono, anche se concettualmente sono la stessa cosa, naturalmente da un punto di vista di tecnologia di applicazione sono una cosa veramente ben diversa da quello che erano solo 30 anni fa, per esempio. Ecco, è stata sollevata anche la questione del rapporto tra magistratura e indagine. Il ruolo del magistrato nel momento in cui giudica e tutto il lavoro portato avanti durante un'indagine. Sì, insomma, la giustizia, come si diceva con i ragazzi qualche minuto fa, è una macchina, no? Molto complessa, in cui ci sono diversi soggetti e i compiti e i ruoli di questi soggetti sono definiti dalla legge fondamentale che regola le indagini, che è il codice di procedura penale. E anche parlando di magistrati, esistono sostanzialmente, e questo ovviamente è stato un incontro destinato ai ragazzi che ovviamente non possono avere cognizioni di diritto se non molto sommarie, e quindi gli si spiegava che anche nell'ambito dei magistrati ci sia una magistratura, che sono sostanzialmente i pubblici ministeri, che si occupa della istruzione, diciamo così, delle indagini, del coordinamento delle indagini, che sono poi effettuate sostanzialmente dalla polizia giudiziaria, e poi c'è il giudice, che è un altro magistrato che fa però un altro lavoro, che si occupa appunto di raccogliere in estrema sintesi tutto quello che è stato fatto nel corso delle indagini preliminari, contestualizzarlo e arrivare a una decisione. Bene, direttore, io auguro il buon lavoro, dunque buon proseguimento e buon lavoro al generale Lago, comandante del RIS di Parma, che tra l'altro abbiamo scoperto che è anche bassanese d'adozione, giusto? Certo che sì. Ecco, quindi insomma un buon ritorno a casa e un buon lavoro davvero, perché fondamentale è il ruolo che ricoprite, insomma, come forze dell'ordine, ma soprattutto come scienziati che sono vocati proprio alla giustizia. Direttore, da Bassano del Grappa è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Vanzato e Andrea Benetti per la parte tecnica. Ricordo anche che il generale Lago, tra le tante indagini che ha svolto con il reparto di investigazioni scientifiche dei Carabinieri, c'è anche quella di Yara Gambirasio. Da genetista è stato lui attraverso il DNA ad arrivare alla identificazione dell'assassino di Yara Gambirasio, Giuseppe Massimo Bossetti. Adesso andiamo
Andiamo da Lucio Zanato, ci saranno i funerali dell'agente di DPS Amar Kudin, che è morto in un incidente stradale a Roma. 2 volanti della PS che si sono ribaltate. Subito da te, Lucio. Ce l'abbiamo, Lucio? Vediamo se riusciamo a ristabilire il collegamento. Eccoci qua. Vai Lucio, eccoci vai. Qua. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Mi trovo all'esterno della casa funeraria lungo Viale Fellicent qui a Treviso, dove da questa mattina alle 8:30 c'è la salma di Amar Kudin, ovvero il 32enne poliziotto nativo della Bosnia e poi successivamente, dopo un passaggio in Croazia a Maraška, diventato cittadino italiano dopo essere fuggito dalla guerra dei Balcani, morto tragicamente lunedì scorso mentre era in azione a Roma, dove prestava servizio al commissariato di Primavalle. Direttore, tu conoscerai, come molti dei nostri telespettatori, la zona dello Stadio Olimpico. Lui stava scendendo con la collega Giada al volante mentre stava portando in commissariato Primavalle un sospettato di furto, quando all'altezza, scendendo da Torrevecchia lungo Corso Francia, ha impattato con un'altra volante che invece stava arrivando proprio in zona per sedare una rissa. Tutto questo lunedì alle 4:40 del mattino. Un impatto tremendo, i 2 mezzi sono letteralmente si sono rovesciati e purtroppo per Amar non c'è stato nulla da fare. Grande cordoglio per quanto successo proprio nel servizio, grande cordoglio a Roma fino a ieri, dove c'è stata la Camera Ardente, e grande cordoglio anche qui a Treviso, dove accanto alla salma che viene vegliata da 2 colleghi in alta uniforme c'è la corona di fiori del ministro dell'Interno, ma anche ci sono i fiori del capo della polizia. Quello che mi ha colpito maggiormente all'interno proprio della Camera Ardente c'è la presenza del cuscinetto di fiori della collega che era in servizio e che era al volante del veicolo dell'automobile, ovvero Giada, che ha scritto delle parole molto belle e toccanti proprio sul cuscinetto. Sei sempre stata la mia roccia, il mio punto di riferimento, e lo sarai per sempre, quindi per me non morirai mai. Questo ha scritto appunto Giada, la collega di lavoro. Tra le tante persone che sono venuti qui da questa mattina alle 8:30 a portare il loro saluto, tantissimi invece gli appassionati del mondo del rugby, perché appunto Amar aveva iniziato alle giovanili della Benetton, una vera e propria passione la sua per il rugby, che l'aveva portato poi a San Donà, e successivamente, quando appunto nel 2016 si era arruolato in polizia nelle Fiamme Oro per quanto riguarda Roma, dove aveva giocato. Poi dopo un periodo nella squadra del Civitavecchia era tornato qui al rugby paese, dove a breve sarebbe trasferito proprio nel comune per sposarsi con la fidanzata Anna, e proprio per questo domani nel comune di Paese sarà lutto cittadino. Dalle 10, ricordiamo, ci saranno i funerali che saranno ufficiati all'interno del campo di rugby. Dicevo, questa mattina tanti sono venuti a portare il proprio saluto a Amar, e noi li abbiamo intervistati. Sentiamo le loro emozioni all'uscita dalla Camera Ardente, poi lì nello studio. Amar lo conoscevamo, sì, era il fidanzato della mia nipote, era un bravo ragazzo e avevano anche dei progetti per questa primavera. È stato una cosa troppo, un colpo al cuore proprio, veramente. Dispiace tanto. Faceva parte della grande famiglia del rugby paese, io ho mio figlio che gioca, mio marito, per cui siamo tutti della stessa famiglia ed è un dispiacere immenso. Amar era un nostro alunno delle superiori, ho tantissimi bei ricordi, era una grande persona proprio. Lo conoscevo quando era piccolino, proprio appena arrivato dalla Bosnia, aveva avuto 2 o 3 anni, era proprio un bambino, bello come il sole, bravo, forte, una famiglia veramente eccezionale. La Vesna, sua mamma e sua sorella sono persone veramente a posto, bravissime.
Ma come se lo ricorda appena arrivato? Pieno di energia, un ragazzo pieno di energia, sorridente, giocherellone, era proprio un ragazzo pieno di vita, insomma, proprio l'argento viveva addosso. Io ho un genero carabiniere e non vorrei fare una cosa del genere. L'ultimo ricordo l'anno scorso, quando a fine partita veniva a bordo campo a salutare la fidanzata e i familiari, tutti quanti, quelli che mi è rimasto molto, molto impresso questa cosa. Me lo ricorderò finché vivo. Grazie ancora a Lucio Zanatto per il collegamento e queste interviste. Oggi in regia Tony Esposito e Simone Merlo. Vediamo a Padova un grave episodio di violenza. La polizia accerchiata da un gruppo, da decine di stranieri che cercavano di coprire la fuga di due loro connazionali. Vediamo. Ancora violenza in zona stazione a Padova, agenti della polizia accerchiati e feriti da un gruppo di stranieri di origine africana all'altezza delle cucine popolari. Gli uomini della questura nel pomeriggio di ieri, durante un controllo della zona in via Tommaseo, avevano notato due stranieri che cercavano di mimetizzarsi tra altri connazionali. Fermati i due, sono risultati due richiedenti asilo nigeriani. La coppia, quindi, ha iniziato a colpire la polizia. Ne è nata una colluttazione. A questo punto i poliziotti sono stati accerchiati da decine di stranieri per permettere la fuga ai due fermati, tanto che è stato anche lanciato un monopattino contro la volante. È scattato quindi l'allarme che ha portato in zona 5 volanti della polizia, 2 pattuglie dei carabinieri e 2 della polizia locale. Nei Tafferugli, uno dei due stranieri fermati ha avuto un malore ed è stato portato in pronto soccorso, dove ha continuato a reagire nei confronti delle forze dell'ordine, che in tasca gli hanno trovato alcune dosi di droga pronte per essere spacciate. I due nigeriani sono quindi stati arrestati per violenza, resistenza pubblico ufficiale e lesioni. Uno è stato anche indagato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Entrambi risultano già coinvolti in episodi simili. La polizia è al lavoro per identificare anche gli altri stranieri che hanno circondato la volante. Una volta riconosciuti, il questore di Padova, Marco Dorisio, emetterà i necessari provvedimenti. Il servizio di Francesco Reattai e il questore di Padova, il dottor Marco Dorisio, ha subito rivolto un ringraziamento agli agenti della volante accerchiata. Li ho già ringraziati ieri perché sono stati veramente bravi nel gestire una situazione complessa e delicata. Era giunta una segnalazione per una sezione appunto dispaccio, erano stati individuati anche perché poi a pronto soccorso uno dei due ha nuovamente aggredito gli agenti, sono spuntate delle dosi di marijuana pronte per essere spacciate, quindi hanno saputo anche gestire diciamo, a livello operativo sia la propria incolumità che anche quella delle due persone che venivano controllate. L'episodio è la prima volta che accade, però ripeto, sono stati accerchiati, intimiditi, la finalità era probabilmente quella di farli fuggire, però c'erano già dei dispositivi predisposti in zona stazione, sempre della questura, sono intervenuti, insomma nel giro di pochissimo sono arrivate 6 volanti, 2 pattuglie dei carabinieri, 2 della polizia locale, quindi la situazione è tornata alla calma. Abbiamo già attivato, si tratta di 2 richiedenti asilo, abbiamo già attivato appunto l'ufficio immigrazione che sta interagendo con le commissioni territoriali competenti affinché vengano rigettate le loro richieste e possano essere poi rimpatriati. Stiamo già con tutti i vari uffici della questura cercando di identificare il maggior numero possibile di quelle persone che hanno poi accerchiato e intimidito gli agenti, e anche nei loro confronti adotteremo e valuteremo provvedimenti sia per quanto concerne il soggiorno che anche per le misure di prevenzione personale. L'ultima cosa, ci teneva a ribadire che non ci sono zone franche questa sera. Non esistono zone franche, i dispositivi di controllo, prevenzione e vigilanza sul territorio ci sono. L'episodio di ieri ha dimostrato che la volante, che è il dispositivo ordinario, è intervenuta nel momento in cui si è palesata questa situazione critica. Il dispositivo che c'era già in stazione
quindi è intervenuto e quindi ha consentito di normalizzare il tutto. Questi presidi, questi servizi dedicati, specifici, sono già iniziati da tempo, sono stati implementati e proseguiranno non solo in zona stazione, zona Tommaseo, ma anche al Portello e in tutte le altre parti della città. Zone franche non esistono. E aggressioni all'ordine del giorno anche ai danni dei commercianti, e da gennaio partiranno corsi di sicurezza e di autodifesa destinati alle donne che lavorano nei pubblici esercizi. Una presentazione che arriva alla vigilia del 25 novembre, la presentazione di una serie di incontri fondamentali su cui da un anno la Presidente di Ape Padova, che ringraziamo, Federica Luni, lavora con la Questura di Padova e in particolare con il Questore Marco Dorisio. Tra gli esercenti, tra quindi le persone che ci accolgono all'interno di un bar, in una pasticceria, il 60% tra Padova e provincia è donna. È fondamentale dare a queste donne gli strumenti per capire come agire in caso di situazioni di potenziale pericolo. Per questo all'interno del corso ci sarà proprio un agente istruttore di difesa personale della Polizia di Stato che vi darà dei rudimenti. È una cosa che sente come davvero fondamentale questa, Federica Luni? Sì, è un percorso che è stato cominciato più di un anno fa, ma le dirò di più, oltre che a un percorso di appunto spiegazione di come gestire l'aggressività, a questo incontro sarà presente anche uno psicologo, perché come diceva giustamente il Questore, dobbiamo impedire l'escalation di aggressività, una battuta, una pacca sulla spalla, un tirone, il fatto che magari il cliente ti dia appuntamento fuori dall'orario del lavoro, la telefonata costante ogni giorno, cioè questo è borderline, deve essere veramente tenuto monitorato. Con questo corso avremo in mano gli strumenti proprio per poter gestire questi episodi. Ecco, si parte con 2 ore, circa 60 persone all'interno. Lei ci ha fortemente creduto, Padova fa da apripista proprio a livello italiano, è un po' un fiore all'occhiello per lei. Secondo me sì, come nel 2021 Padova è stata proprio una delle prime città italiane ad aderire al protocollo d'intesa con la Questura, anche questo corso io penso siamo, non dico tra i primi secondo me in Italia a farlo, ma perché è proprio un corso pratico, cioè la Questura viene a casa nostra, che è la casa dell'APE, dei pubblici esercizi, a insegnare concretamente come gestire certi episodi. Noi dobbiamo avere in mano, noi dico come pubblici esercizi, come esercenti, come baristi, come ristoratori, dobbiamo avere in mano gli strumenti per poter gestire certe situazioni, e con questo corso lo avremo. Anche lei ha subito purtroppo queste attenzioni sgradite? Ma io penso che tutte le abbiamo subite, penso che veramente nessuno sia passato indenni. Ecco. Sono episodi spiacevoli che purtroppo, forse avendoli subiti da giovane, non avevo gli strumenti, è per questo che credo molto in questo corso. Bisogna darli, anzi secondo me si potrebbe anche pensare di portarli nelle scuole alberghiere, perché sarà quello il loro futuro, quindi perché no? Intervista di Chiara Gaiani e per la parte tecnica Cristian Rocche Allende. Andiamo all'Arcella, sempre a Padova, paura tra i residenti dopo l'accoltellamento in via Aspetti degli scorsi giorni. Chiedono tutti che il quartiere torni a essere vivibile come qualche anno fa. Abbastanza paura quando si gira, ci si guarda attorno, secondo me ci vorrebbe un po' più di polizia, ma anche nelle vie attorno. Secondo me l'Arcella ha dei problemi. Io abito nella zona dietro, abbiamo un sacco di spaccio. I clienti cosa le dicono? Sono tutti impauriti. Anche lei? No, al momento no. L'Arcella è come le altre zone di Padova. Penso che dovrebbero mettersi in testa di far lavorare la polizia locale non solo a mettere multe, ma anche a insegnare alle persone, tipo quei gruppi di ragazzi che si trovano in giro, a comportarsi in maniera corretta come fanno all'estero. E soprattutto abbiamo un grosso problema che è più grande della sicurezza, anche tutta l'immondizia che lasciano in giro. Io mi sento tranquillo. Abita qui lei? Sì, abito a 500 metri. Non vede tutto questo grande problema? Sinceramente no, ho 2 figli, uno ha 12 anni, uno ha 14.
non vedo grosse problematiche per ora. Ti corrono dietro, brutte facce e onestamente dopo una certa ora qua c'è solo delinquenza. Lei è abitata tanto qui all'Arcella? 45 anni. Ed è delusa di quello che sta succedendo? Era un giardinetto una volta, adesso non si può più andare neanche ai giardini. Le interviste di Federico Fusetti, prognosi di almeno 30 giorni per il barista di 28 anni preso a pugni da un borseggiatore a Venezia per aver sventato un furto. Nonostante le pesanti conseguenze subite, il giovane non ha dubbi e dice: lo rifarei subito. Certo che lo rifaccio volentieri, anche, mi mancherebbe. Cioè, il gesto è quello che fa la differenza. Cioè, se ognuno si gira è diverso. Anche adesso, se capita adesso, lo rifarei a occhi chiusi proprio. A occhio chiuso, perché uno già se l'ha. Non ha perso il buon umore e la voglia di scherzare Sadiq Simonetti, ma le conseguenze del pestaggio subito da un borseggiatore che poco prima aveva smascherato mentre tentava di alleggerire una turista sono ben presenti nel suo volto. Ho una microfrattura qua sotto e l'occhio è infiammato e domani devo ritornare a farmi un altro controllo al chirurgo per vedere cosa succede, se mi aumentano i giorni, i prognosi. Al momento la prognosi oscilla tra i 30 e i 40 giorni. Sadiq, 28 anni, barista in un locale a pochi passi da Piazza San Marco, ha trascorso le ultime ore tra il pronto soccorso e la caserma dei carabinieri per sporgere denuncia. È piena, mega carica di borseggiatori qua a Venezia e questa noi ci proviamo a diminuire il più possibile, ma questo è quanto. Un minimo aiuto che posso dare io, non è che posso fare chissà cosa, però vediamo quello che succede. Intanto faccio il mio dovere civico, poi vediamo se forse loro fanno qualcosa, eccetera. Io spero sempre bene. Tale è stata la foga dell'aggressore da fargli perdere il telefonino, che è ora nelle mani degli inquirenti. Sadiq rivive quei momenti concitati. Ho sventato un borseggio, loro sono scappati, sono andato verso il lavoro ma erano davanti a me, si sono girati, mi hanno buttato lo spray peperoncino in faccia e poi mi hanno tirato i pugni. Addirittura non li ho neanche sentiti perché ero proprio impregnato di spray peperoncino in faccia, al che dopo ho guardato il video eccetera mi sono reso conto che ne ho presi 3 e vabbè. Sadiq è stato accompagnato da Monica Poli dei cittadini non distratti, che da tempo ha denunciato l'escalation violenta dei borseggiatori a Venezia. C'è stato un episodio simile 20 giorni fa, un mese fa a San Tomà. Hanno aggredito qualcuno? Hanno aggredito un veneziano. Non ha sporto denuncia perché lo so, purtroppo, perché c'è anche il problema che tanti ormai nello sporgere denunce sanno che poi non va avanti. Servizio di Filippo Fois, vandali in azione, purtroppo oltre a ladri e rapinatori. Vediamo dal Corriere, dalla Nuova Venezia, distrutta la Madonnina a Marghera, presa di mira la statuetta della parrocchia di San Pio X, immediate le reazioni, l'assessore Venturini parla di un atto odioso e servono pene severe, il gruppo Margherini Doc invece si impegna per la ricostruzione. Andiamo in Friuli Venezia Giulia, anche lì cronaca nera, non mancano fatti anche gravi, qui si tratta di una spaccata con un furgone, sono entrati in un negozio dopo aver spaccato la vetrata e hanno rubato le bici di valore all'interno. Servizio di Giorgia Bortolossi della nostra redazione di Udine. Sono arrivati qui, hanno in retromarcia sfondato la vetrata, sono scesi, sono entrati, hanno preso quello che potevano nel primo spazio nostro commerciale, quindi il loro furto è stato di circa 1 minuto e mezzo, 2, e poi li abbiamo visti andare via. Il titolare di Delle Case Sport ha visto e rivisto questa scena nei video delle telecamere di sicurezza diverse volte. È accaduto tutto tra le 2 e le 3 della notte tra martedì e mercoledì. I ladri hanno agito con grande velocità, hanno manomesso il sistema di allarme e preso solo quello che a loro interessava, 5 o 6 biciclette di valore senza toccare nient'altro, nemmeno il fondo cassa. Miratissimo perché hanno preso quelle che erano qui in esposizione. Lei mi ha detto, ha visto tutto, le telecamere però sono difficilmente identificabili. Non sono identificabili perché dal cappuccio al passamontagna, i guanti, tutti coperti, niente, testa bassa, niente, impossibile. Qui solamente di arredamento e struttura abbiamo i primi preventivi perché abbiamo parlato anche stamattina col serramentista, siamo già su circa 40-45 mila euro.
Adesso dobbiamo vedere, le biciclette non le abbiamo ancora quantificate. Oltre ai danni ingenti c'è la batosta morale, che non ha impedito al signor Marco di impegnarsi al massimo per riaprire il negozio subito. Forte arriva però la richiesta di aiuto a forze dell'ordine e istituzioni, perché telecamere e investimenti privati per la sicurezza non bastano. Io chiederei, se è possibile, avere un'attenzione in più con i servizi dell'ordine, se possono essere un po' più presenti. Ecco. Noi diamo il nostro, che possiamo dare, investire i nostri capitali adesso per dare una struttura più resistente, più sicura al furto, però anche le istituzioni devono supportare le nostre fatiche, le nostre possibilità di poter andare avanti. Quindi qualche giro in più, lei dice notturno dei carabinieri magari? Ma penso che potrebbe essere utile, ecco. Cioè dare la presenza, far vedere che si è presenti, ecco. È riuscito a dormire la notte successiva? No, sono stato qua 2 ore ieri sera io, stamattina, 2 ore, qua di fuori, a guardare il negozio sfasciato. È dura. Sì. La vita di tanti commercianti assediati dalla delinquenza, il servizio di Giorgia Bortolossi. Molto spesso parliamo di incidenti provocati da fuochi artificiali, in questo caso invece è stato trovato uno stock di petardi esplosivi molto pericolosi in casa di un cittadino italiano che è stato arrestato dalla polizia, peraltro doveva scontare una pena di 4 anni per reati legati agli stupefacenti. Era stato condannato per spaccio di stupefacenti per fatti avvenuti a partire dal 2009. Il padovano arrestato dalla polizia, 40 anni, residente in provincia. L'uomo è stato rintracciato nella sua abitazione dove i poliziotti hanno scoperto e sequestrato, nascosti in camera da letto, 28 petardi esplosivi senza etichetta, dei quali non era stata indicata né la fabbricazione né la provenienza. Non solo, in casa, nascosti nella cuccia del cane, sono stati trovati 120 grammi di marijuana, oltre a 3 ovuli di hashish per un peso di circa 30 grammi e diverso materiale per il confezionamento. La droga è stata sequestrata, i petardi, classificati come altamente pericolosi dal nucleo artificieri della polizia, sono stati fatti brillare in un'area sicura. L'uomo è stato nuovamente arrestato per spaccio ed è stato denunciato per possesso ingiustificato di materiale esplodente. Servizio di Chiara Gaiani, andiamo a vedere la prima pagina del Piccolo di Trieste. Anche a Trieste incidenti, un'anziana travolta da un'auto a Miramare, si indaga per omicidio stradale. E sempre in Friuli Venezia Giulia un incidente di caccia sul Carso, una donna colpita da una fucilata alla coscia che era stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara, dove poi è deceduta. Siamo a Basovizza, nei pressi dell'ingresso del sincrotrone, alle spalle della foiba di Basovizza. Qui questa mattina intorno alle 11 una donna triestina di 60 anni è rimasta gravemente ferita a causa di uno sparo partito inavvertitamente da uno dei 5 cacciatori che si trovavano sul posto. È ancora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Catinara dopo essere stata colpita da un colpo di fucile alla coscia sinistra durante una battuta di caccia sul Carso triestino. La vittima è stata soccorsa sul posto e trasportata d'urgenza all'ospedale di Catinara in codice rosso a causa della perdita di sangue. Una volta ricoverata è stata sottoposta a un intervento chirurgico per la rimozione dei pallini che avrebbero sfiorato l'arteria femorale. La prognosi resta riservata. L'incidente è avvenuto in una zona autorizzata per l'attività venatoria. Secondo le prime verifiche, i cacciatori coinvolti erano tutti in possesso di regolari licenze e gli alcol test effettuati hanno dato esito negativo. Le indagini affidate alla squadra mobile della Questura di Trieste e alla Polizia Scientifica mirano ora a ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella di un tragico incidente, ma serviranno ulteriori verifiche per fare piena chiarezza. Servizio di Federico De Ros della nostra redazione di Trieste. Su questo grave incidente sentiamo il commento della Federcaccia triestina. La comunità venatoria è ancora molto scossa dopo il grave incidente avvenuto questa mattina sul Carso triestino. Abbiamo raggiunto telefonicamente il presidente provinciale di Trieste della Federazione Italiana della Caccia, che ha espresso profondo dispiacere per quanto accaduto. Non ero assolutamente presente, quindi quello che mi è stato riportato anche un po' da quello che ho letto sulla rassegna stampa e sui social da chi era presente. La signora coinvolta è una cacciatrice, quindi stavano effettuando una giornata di caccia, un'uscita di caccia
ai fagiani e alle lepre, quindi deve essere successo. Saranno ovviamente comunque le autorità competenti che stanno facendo le indagini, se è scivolato, se le persone sono scivolando e sia partito accidentalmente un colpo di pallini, quindi parliamo di munizione spezzata, non di unici, insomma, questo purtroppo siamo un po' tutti quanti scioccati, perché è un avvenimento che non è mai capitato e quindi insomma ci ha lasciato un po' tutti quanti scioccati in merito, insomma, a quanto è successo oggi. Saranno ovviamente tutte le autorità che farà le proprie indagini. È successo tra questo gruppo di cacciatori che erano ovviamente in uscita regolare di caccia, con tutti i permessi, con tutte le autorizzazioni, e quindi deve essere successo, si pensa insomma a una persona che sia scivolata e che sia partita accidentalmente il colpo. Quindi noi facciamo ovviamente tanti auguri di pronta guarigione alla persona infortunata. Da Trieste a Venezia, per il contributo d'accesso, il Comune di Venezia agisce contro i furbetti. Dopo le polemiche scoppiate la scorsa estate, il caso finisce in procura e ora si indaga per truffa aggravata. Truffa ai danni del Comune di Venezia nei confronti di chi ha aggirato o aiutato a farlo l'obbligo di registrazione per accedere in città nelle 29 giornate di avvio della prima sperimentazione del contributo d'accesso. L'accusa è stata mossa da Cafarsetti e ora la procura indagherà sui furbetti con l'ipotesi di reato di truffa aggravata. La vicenda risale alla scorsa estate, quando una deriva penale era stata paventata dagli assessori comunali nei confronti di chi invitava pubblicamente a disobbedire al regolamento, al punto da spacciarsi genericamente per amici dei visitatori pur di far loro ottenere un'esenzione. Tra questi c'era Alessandro Toni, che aveva addirittura aperto un sito. Ho aperto questo sito che è nocda.com, in cui appunto vogliamo offrire la nostra amicizia di veneziani e invitare i nostri amici con cui condividiamo l'idea di una città aperta e non chiusa da un biglietto senza gabelle medievali, per poter entrare in città senza dover appunto pagare nessun contributo. Il Comune ha affidato l'incarico all'avvocato Alberto Berardi, specializzato in materia, per la presentazione della querela in procura. L'incarico è di presentare denuncia contro ignoti, perché è impossibile sapere al momento quanti abbiano aggirato la norma. Ed è proprio sul concetto di amicizia che potrebbe giocarsi una battaglia legale, da cui però potrebbero emergere altri aspetti legati al contributo d'accesso, che secondo molti in città non è la scelta migliore per la gestione dei flussi turistici, tantomeno queste accuse in procura, come commenta Michele Boato. Parla di un contributo d'accesso che abbiamo visto è stato del tutto inutile, perché non ha per nulla ridotto il traffico turistico, e fastidioso soprattutto per i residenti, veramente controlli inutili e anche abusivi, fatti spesso in maniera abusiva. Ha portato 1 milione di utili al Comune, quindi è stata un'operazione addirittura finanziaria, altro che di controllo del turismo. Secondo, non c'è nessuna truffa in questa operazione, perché non c'è nessun tornaconto personale. Questo è soltanto un favore fatto a delle persone, ma senza alcun ritorno, anzi è del tutto anonimo la cosa. C'è chi invece, come il professor romano Davide Tutino, ha tentato in ogni modo e ripetutamente di farsi multare per dimostrare in tribunale l'inconsistenza del provvedimento, senza però riuscirci. Servizio di Ilaria Marchiori, temperature a picco, vediamo il titolo del Corriere del Veneto, spargisale in azione, a Cortina d'Ampezzo già si scia, apre il Col Gallina e spruzzate di neve anche sulle Prealpi. Sentiamo qual è la situazione da Ferdinando Garavello sull'altopiano e sul Grappa. Magari non sarà la sciabolata che tutti aspettavano e che era stata abbondantemente annunciata, ma la prima neve, quella vera, mica le spolverate delle scorse settimane, si è finalmente vista in altopiano. Qualche centimetro di coltre bianca visibile anche dalla pianura sulla spalla del comprensorio, segno che anche a Rubbio e nelle contrade alte di Marostica si è fatta viva la neve. I fiocchi sono caduti dalla serata di giovedì fino alle prime ore del mattino e le basse temperature di queste ore stanno contribuendo a mantenere il volto fiabesco dell'altopiano dei 7 comuni.
Si tratta di una sorta di apertura della stagione invernale che sposa le grandi aspettative del comparto turistico, che fa i conti ogni fine settimana con l'assalto dei visitatori in tutta la zona. Un comparto che però ha bisogno di neve e freddo per poter garantire anche il funzionamento delle piste, pure se sono molti turisti che cercano lo sci da fondo e le aree attrezzate per le passeggiate o le ciaspolate. Per ora il meteo non annuncia altre nevicate di rilievo ed è anzi probabile che la Coltrebianca si sciolga al sole dei prossimi giorni. Ma come prima prova non è andata affatto male e lo dimostra la grande diffusione delle foto e dei video del paesaggio altopianese sui social. Lo stesso accade per la cima del Monte Grappa, il cui innevamento è visibile a grande distanza dalla pianura. Una cartolina amata da tutti, che richiama sul massiccio sacro alla patria curiosi, amanti dell'aria aperta e famiglie. Pensavate che avessimo finito di dar conto dei furti nelle abitazioni? Non abbiamo finito, andiamo a Noale da Anna Maria Parisi. Buongiorno direttore, faccia a faccia con il ladro durante l'ora di cena. È successo proprio in questa abitazione dove ci troviamo noi con le immagini di Sandro Ponchio a Cappelletta di Noale. Il fatto mercoledì sera, ma ci racconta tutto proprio la proprietaria di casa che addirittura dopo essersi trovata tu per tu con uno dei ladri che stava saccheggiando l'abitazione si è messa ad inseguirlo. Manuela, è andata così? È vero, allora, eravamo a cena io e mio marito, io sono uscita un attimo dalla cucina per prendere una carta e mi sono trovata questa persona che scendeva dalle scale con la federa del mio cuscino piena di cose. Allora, lì cioè, per lì, tutti i gioielli o quello che sì, hanno trovato? quello che sì. Lì per lì mi sono messa a urlare. Ho visto che usciva dalla porta che porta nel garage e poi nel giardino e non ci ho pensato un attimo, mi sono messa a inseguirlo, urlavo, lo inseguivo e quando siamo stati dietro nel giardino ho visto che c'era anche un'altra persona perché già stava scavalcando il cancello e ho quasi raggiunto questo secondo ladro, solo che io ho un problema al ginocchio per cui mi ha un attimo ceduto e non ce l'ho fatta raggiungerlo. Questo ha capito che non avrei scavalcato la rete e di conseguenza si è fermato un attimo, mi ha guardato, mi ha sorriso, mi ha detto delle cose che io non ho capito perché urlavo più forte di lui e basta, e poi sono scappati per il campo che abbiamo dietro casa. Insomma è stato un inseguimento veramente rocambolesco e devo dire a onore del vero Manuela che forse il ginocchio che ha ceduto l'ha anche un po' messa al riparo da quelle che avrebbero potuto essere anche conseguenze diverse nel momento in cui questi ladri l'hanno proprio voluta affrontare lei e suo marito. Sì, sicuramente il ginocchio che fa male mi ha salvato, se no io penso che in un altro momento, da come ero arrabbiata, visto che era la seconda volta, sicuramente avrei scavalcato la rete. Poi non so cosa sarebbe successo, ma sono quei momenti in cui secondo me non riesci tanto a ragionare, o perlomeno io l'unica cosa che volevo era inseguirli, fermarli. Ecco, ha detto il secondo furto in 2 anni, perché il primo è stato a gennaio 2022, mi raccontava, e questo è l'ultimo, e che si spera sia veramente l'ultimo, quello di ieri. Speriamo, anche perché hanno trovato ben poco, perché quelli che erano passati prima avevano trovato tutto, quindi... La cosa singolare è che sono entrati dal garage, no? E hanno staccato con l'interruttore le telecamere. Quindi sapevano dove fossero? Io non lo so, o sono stati fortunati, hanno visto questo interruttore e hanno dato per scontato che potesse essere collegato da delle telecamere. Fatto sta che le hanno proprio scollegate. Adesso naturalmente, direttore, stanno indagando sul caso i carabinieri e al vaglio comunque anche delle immagini delle telecamere che sono presenti attorno alla zona. Siamo in una zona residenziale con tante villette a schiera e Manuela è visibilmente molto preoccupata e anche sotto shock, perché insomma subire 2 furti in 2 anni, cioè uno all'anno, è capitato nel 2022, è una cosa veramente scioccante. Ha un appello da lanciare, Manuela, direttore? Allora, il mio appello è questo, che
quando succedono queste cose noi cittadini dobbiamo denunciare, perché io credo che se non arrivano le denunce le forze dell'ordine non hanno del materiale sul quale avere dei riscontri, per cui se vedono 10 denunce dicono vabbè, non c'è un grosso problema, mentre invece io so che di furti ce ne sono parecchi, solo che a volte o non si ha voglia di passare la mattinata dai carabinieri, oppure si dice vabbè, è andata bene, non facciamo nulla, però credo che sbagliamo e credo che dobbiamo iniziare a fare qualcosa, perché la situazione mi sembra stia peggiorando, sia sempre peggio. Sì, in effetti voi quando avete sporto denuncia questa mattina? Ieri mattina. Sì, subito sono andata. Allora, prima abbiamo parlato con i carabinieri quando sono intervenuti mercoledì sera e poi ieri mattina sono andata alla stazione qui a Noale e ho fatto la denuncia. Ecco, dunque con l'appello di Manuela di denunciare qualsiasi tipo di attività illecita, soprattutto furti o rapine che si sono subiti, la linea torna a te, direttore. Grazie molto a Anna Maria Parisi, al nostro operatore Sandro Ponchio e grazie soprattutto a questa signora che ha fatto un giustissimo appello alla necessità, all'utilità della denuncia, anche quando non si ha voglia di andare a denunciare, come diceva la signora, bisogna farlo per collaborare, per dare una mano davvero alle forze dell'ordine e arrivare alla identificazione e all'arresto di queste bande di predoni che in massima parte arrivano dall'est. Passiamo alla politica, ne abbiamo parlato ieri sera a Focus, uno scontro clamoroso tra Matteo Salvini e Luca Zaia durante il Consiglio federale dell'altro ieri, due visioni diverse del Veneto, due linee diverse, quella sovranista di Salvini con una Lega Nazionale e con un'altra visione, quella di Luca Zaia, che vuole tornare alla Lega del Nord. Sentiamo il servizio di Christian Arboit. La priorità è avere un candidato della Lega alla guida del Veneto. La posizione ufficiale del segretario Matteo Salvini a margine del Consiglio federale che si è tenuto alla Camera dei Deputati in Sala Salvadori. Ma un conto è l'ufficialità, un altro sarebbe la realtà delle cose, con le cronache di Palazzo che parlano invece di uno scontro, forse senza precedenti, tra lo stesso Salvini e il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, membro di diritto del Consiglio federale e collegato telefonicamente. All'ordine del giorno del federale non c'erano le elezioni in Veneto, bensì al primo punto l'analisi del voto in Umbria ed Emilia-Romagna, che per il Carroccio si è rivelata una debacle. Ma la discussione è finita comunque sul Veneto, forse inevitabilmente, visto che proprio il Veneto è considerato dai leghisti come la linea del Piave, invalicabile. E qui sta il punto, perché Salvini avrebbe fatto intendere ai presenti, Zaia compreso, che la partita è praticamente chiusa e che sarà Fratelli d'Italia a esprimere il candidato per il centrodestra. Apriti cielo, Radio Palazzo nelle scorse ore è come impazzita, riferendo di uno Zaia furioso. Come spiegheremo una scelta del genere ai militanti? La domanda di fondo. Salvini da parte sua avrebbe ricordato il risultato deludente del Carroccio, registrato anche in Veneto nelle ultime tornate elettorali, dove Fratelli d'Italia ha invece portato a casa la migliore performance a livello nazionale, come a dire la colpa del crollo non è tutta mia. Dopo la tensione sarebbe calato il gelo, con Salvini che a margine ha invece ribadito come negare il terzo mandato sia un errore e che l'obiettivo è avere un candidato della Lega. La priorità nostra è questa. Certo, la formula usata da Salvini è riportata dalle agenzie di stampa. Dissimulazione, dice più di uno all'interno del partito, dove tutte le dichiarazioni ufficiali di giornata invece sono dirette agli alleati di Fratelli d'Italia, in particolare a Luca De Carlo e Raffaele Speranzon, che in questi giorni hanno abbandonato ogni tono diplomatico, dicendo che la presidenza aspetta il partito della Premier. Il rompete le righe del resto sarebbe arrivato proprio da Giorgia Meloni. Non c'è alternativa a un candidato della Lega, ha detto l'assessore Roberto Marcato. Di prima mattina era intervenuto anche Alberto Villanova, capogruppo in regione. Per la Liga Veneta la regione è la linea del Piave, per noi ha un valore simbolico e politico dal quale non possiamo prescindere, quindi faremo tutto il possibile per fare in modo che il buon amministrare di questi anni possa continuare nello stesso modo. Alberto Villanova, presidente dell'intergruppo Lega Lista Zaia in Consiglio regionale, lo avremo stasera a Focus. Ieri sera
abbiamo chiamato Roberto Marcato. Sentiamo. Il confronto, scontro, insomma non ci vedo nulla di male, sono dialettiche normali all'interno di un partito. Io lo vado dicendo da tempo, insomma, che il candidato o la candidata deve essere della Lega, e due ahimè, come dire, ho avuto questa facile intuizione di prevedere il ridimensionamento del partito perché i segnali c'erano tutti ed erano inequivocabili. Ecco, senta, sembrerebbe che Matteo Salvini abbia detto a Zaia: ormai il Veneto è perso, bisogna farsi una ragione. Qui sarebbe, diciamo, ci sarebbe stata una reazione vivace da parte del governatore. Spero bene che ci sia stata una reazione vivace da parte del governatore, e spero anche e auspico che ci sia una reazione ancora più vivace e forte da parte del partito nella sua dirigenza. Insomma, dobbiamo abbandonare anche noi le mediazioni e dobbiamo far sentire la voce alta, forte della Liga Veneta. E ribadisco, non è pensabile che il candidato della coalizione futuro sia deciso da Roma. Roma ha già dimostrato una certa incapacità di leggere i territori, e quindi a me non interessa nulla delle dinamiche delle segreterie nazionali, non mi interessa nulla. Io sono entrato nel 92 nella Liga Veneta perché per me il rispetto e la capacità di stare un territorio sono vitali. Se il partito in cui milito è diventato un'altra cosa, cioè che deve rispondere a Roma, che fino a pochi minuti fa era una bestemmia, ecco, se è diventato questo, allora dobbiamo confrontarci bene e capire davvero che cosa siamo diventati. Ecco, senta, mettiamo che Fratelli d'Italia, in particolare Giorgia Meloni, insista sulla presidenza a Fratelli d'Italia, allora lì c'è il tridente pronto, se non ho capito male? Ma guardi, allora, io credo che sia non legittimo, ma giusto che Fratelli d'Italia rivendichi la presidenza, cioè con i risultati che hanno avuto nelle politiche prima e poi alle europee, è del tutto evidente che fanno benissimo a chiedere la presidenza. Io sarei ancora più perentorio, questo lo capisco perfettamente, però noi rappresentiamo un partito storico, radicato sul territorio, e poi c'è da dire una cosa. Fino a prova contraria, oggi il consenso che ha esploso in queste due tornate elettorali Fratelli d'Italia è per la stragrande maggioranza un consenso dovuto alla Premier Meloni, che si è mossa benissimo anche come Presidente del Consiglio, ma non lo si può sicuramente accreditare a un'esperienza amministrativa dei territori che ad oggi, rispetto a quella della Lega, è sicuramente ridotta, per cui ridotta. Questa era la puntata di Focus di ieri sera. Avete visto, c'erano Fabio Crea, Guido Rizzo, Alessio Morosin, Denis Frison e altri ancora. Torneremo sull'argomento stasera. Ieri abbiamo avuto l'onore di sentire le parole qui in diretta del professor Mario Bertolissi, costituzionalista, proprio sulla questione dell'autonomia e della guerra in corso tra coloro che continuano ad auspicarla e coloro che invece vorrebbero abrogare la legge Calderoli. Ma ha detto tra l'altro il professor Bertolissi che a questo punto, essendo stata modificata dalla consulta la legge Calderoli in 7 punti considerati illegittimi, è molto probabile che decada il referendum abrogativo. In attesa delle motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità di 7 punti della legge Calderoli, l'autonomia continua a far discutere e dividere. Il costituzionalista Mario Bertolissi, ospite a Focus TG, approfondisce la questione dell'affossamento del referendum. Dopo la sentenza della Corte sarà possibile ancora
espletare il referendum, oppure la stessa avendo inciso su profili essenziali, anzi si dice di solito sui principi ispiratori e sui contenuti normativi essenziali. Ecco, se questi 7 profili che sono accolti e che comportano declaratoria di incostituzionalità hanno questa caratteristica, cioè attengono ai principi ispiratori, è chiaro che il referendum non si fa. E a questo punto sarebbe il primo cortocircuito di fronte al quale ci si viene a trovare, per cui la sentenza della Corte all'apparenza abilita toni trionfalistici, perché in realtà il riculo del cannone, ecco, è quello che ti priva dell'iniziativa più importante. Intanto sul fronte politico le opposizioni attaccano. Il segretario del PD Veneto accusa la Lega di sacrificare l'autonomia per egoismi di partito e ambizioni di Zaia. Un destino, quello dell'autonomia, che non credo si compirà, non si potrà compiere per il dilettantismo, per l'inadeguatezza con cui questo progetto è stato portato avanti. Una questione seria come l'autonomia doveva essere affrontata in altro modo, con risorse economiche a disposizione, con un percorso giuridico sostenibile e con il pieno concorso degli enti locali e delle regioni. Torniamo all'ondata dei furti in corso, andiamo nuovamente in diretta da Christian Arboit. A te, Christian. Sì. No, te resti. Vai Cristian. Non sento. Vai. Cioè, so più esita un po' che non. Sì, direttore, adesso ti sento di nuovo da Vedelago con Alberto Pivetta. Siamo per la precisione ad Albaredo, una delle frazioni battute ieri sera dai ladri. Stiamo tentando di ricostruire quella che è stata una serata davvero concitata, per certi versi drammatica, perché c'è stata un'allerta generale. Siamo qui, lo saluto e lo ringrazio, con il signor Gino Schievano, che tra l'altro ti stava seguendo Focus TG, lo fa tutti i giorni, quindi in qualche modo ci ha aperto la porta e ci ha accolto dicendoci vi ho visto poco fa proprio a Vedelago. Signor Gino, lei è stato vittima dei ladri ieri sera, che non hanno avuto nessuno scrupolo, perché sono entrati nella sua abitazione e hanno fatto un disastro. Esatto. Lei dov'era? Ieri sera? Sì, ero seduto dentro sul divano che aspettavo, cioè che venisse l'orario per andare a mangiare dalla figlia a Casa Corba. Cosa che fa tutte le sere? Che faccio tutte le sere. Ho preso la mia macchina e sono partito, però loro erano già qua nei dintorni. La stavano spiando. Esatto. Sono ritornato, se posso dire questo, e ho trovato, ho messo la macchina in garage, sono entrato sotto e ho visto che c'era il disastro, insomma, ecco. Lei aveva lasciato anche una luce accesa sostanzialmente, no? Per i canarini. La luce era accesa, c'era la luce accesa, ma non ha giovato niente la luce, diciamo. Non è stato un deterrente? No, assolutamente. Lei è rientrato verso che ora ieri sera? Verso le 9:15. Quindi è stato via da casa circa un'oretta e mezza? Un'oretta. Quindi lei quando è rientrato, noi adesso siamo al primo piano dell'abitazione. Sì. Ero sotto, cioè io sono entrato sotto come solito perché qua l'appartamento è chiuso. E sono entrato e ho visto che c'era la porta aperta qua, la porta l'altra tutto aperto, e tutto il disastro, insomma, dappertutto un disastro. Adesso sua figlia mi diceva ha messo a posto un po' tutto, sì. Restano però i segnali delle frazioni, possiamo vedere, posso mostrare, signor Gino, quindi sono entrati da qui? Sì, sono entrati da qua, e qua hanno fatto hanno fatto il disastro qua, poi sono scesi dalla scala sotto e là hanno fatto il resto. Dalla scala interna? Dalla scala interna, esatto, e lì hanno fatto il resto. Sotto, cioè,
Li hanno messo sotto sopra quadro tutto. Ecco, e c'era l'orologio dove dormo io e l'hanno preso e l'hanno portato via. Ecco, un orologio che aveva un particolare valore per lei. Perché che orologio era? Era un orologio svizzero, un certo Baller Co. È sparito. Mi diceva prima che è l'orologio, il primo orologio che si era preso con i suoi risparmi. Con i miei risparmi proprio nel Natale del 59, perché io i primi 19 anni li ho compiuti all'estero. Quindi lei era in Svizzera, lavorava, una vita di sacrifici per prendersi quell'orologio. Certo. Senta, poi cosa le hanno portato via? Le hanno portato via altro o è stato più... Noi abbiamo portato via, c'era un borsellino con 6 euro dentro, mi hanno portato via quei 6 euro là, che volevo darli alla figlia ieri perché aveva fatto una piccola spesa. Ho detto, no papà, guarda, tientili tu perché domani siamo qua a mangiare in compagnia e so che vai a fare la spesa a sabato e tientili là. Si sono presi loro 6 euro. 6 euro l'orologio. Signor Gino, lei è riuscito poi a dormire stanotte? Come? È riuscito a dormire stanotte? Poco. Sono più agitato oggi che non sono neanche capace di parlare perché mi sento che non sono capace di parlare. Ieri sera ero più tranquillo. Si sente, insomma, sta in qualche modo metabolizzando. Ecco, le chiedo, fortunatamente non se li è trovati davanti? No, non li ho visti. Cioè sono andati fuori dalla finestra, quando io sono rientrato qua, che loro hanno visto che arrivavo, loro sono andati fuori dalla finestrina e sono passati di qua. E poi appunto... E poi tantissimi sono stati gli avvistamenti, perché ne parlavamo poco fa, direttore, veramente è stata un'allerta generale qui ad Albaredo, in via Casa Corba, in tutte le frazioni di Vedelago, che lo ricordo è il secondo comune più esteso territorialmente della Marca Trevigiana. Prima ho parlato anche con un residente proprio qui di Albaredo e mi diceva che ieri sera, insomma, non è stata una serata davvero concitata, pattuglie dei carabinieri in ogni dove, insomma l'allerta è stata massima. Senta, ma secondo lei cosa bisogna fare con questi Io l'ho detto soggetti? prima, ho detto anche ai carabinieri stamattina, quando riuscite a prenderne uno, cioè per me dovreste caricarlo in macchina, portarlo al mare e dirle niente a nessuno. Questa sarebbe forse un'ottima soluzione. Gino, lei ha 85 anni, splendidamente portati. Sì, grazie. Però insomma dice la paura resta lo stesso. Certo. Essendo qua solo, perché la moglie non ce l'ho più. Resta molto amaro in bocca. Per la miseria. Signor Gino, grazie davvero. Grazie a voi. Grazie. Allora, direttore, questo è uno dei racconti, ma appunto ve ne stiamo raccontando tanti, ognuno ha una sua singolarità, ognuno ha il suo carico anche di emozioni, di sentimenti, no? Però non se l'aspettava. Assolutamente, assolutamente. No, speriamo che sia anche l'ultima, perché qua non lo so. Forza Gino, forza. Direttore, con Alberto Pivetta da Albaredo di Vedelago ti restituisco la linea. Grazie molte e molta solidarietà al signor Gino. Attenzione a Vedelago, perché abbiamo notizie anche di finti carabinieri. Ieri, a quanto sembra, a quanto ci risulta, un falso carabiniere avrebbe trattenuto una signora sull'uscio di casa dicendo: guardi, stiamo controllando la zona, deve stare qui con me, mi faccio vedere un attimo i documenti, insomma delle scuse. Nel frattempo i suoi complici hanno svuotato questa abitazione. Qui bisogna stare attenti anche a questi espedienti di questi ladri che poi come fantasmi scompaiono. Andiamo in pubblicità, in regia con Italo Morao e Simone Merlo e torniamo subito, state con noi. Nuovo in diretta con Focus TG. Ieri sera alla M9 di Mestre Gino Cecchettin ha presentato il libro Cara Giulia, dedicato alla figlia. Lo ha intervistato Filippo Fois. C'è stata molta commozione quando una consigliera regionale, Cestaro, ha parlato della violenza che ha subito. È anche questo un segnale che sta un po' cambiando qualche cosa?
Mi sono commosso anch'io quando ho letto la notizia questa mattina e intanto diamo solidarietà alla consigliera Cestaro. Devo dire che chissà quante donne hanno passato questa cosa, è il motivo per cui non bisogna fermarsi di parlarne, perché la violenza è radicata e bisogna sradicarla da questa società, ed è anche parlandone e sensibilizzando che poi le cose si riescono a fluire. Non si deve sentire sbagliati nel ricordare quello che si è trascorso, anzi si dà forza ad altre donne. Io abbraccio virtualmente e spero di farlo anche dal vivo la consigliera e la ringrazio del coraggio che ha avuto. Ha detto anche che vorrebbe incontrare di persona il ministro Valditara. Allora, il confronto è una cosa che va fatta sempre e soprattutto quando ci sono punti di vista differenti, quindi apertissimo a discuterne, anche perché dovremmo cercare di capire assieme cosa si può fare. Io credo che lei stia puntando soprattutto anche sulle nuove generazioni per quello che riguarda un nuovo modo di vedere il rischio che si cada in certi errori che sono stati commessi in passato. Che risposta sta ottenendo? Ha avuto un confronto, un modo di relazionarsi anche con i più giovani? La sensibilità dei giovani è molto alta, anche perché è di loro il futuro, loro saranno i futuri genitori e quindi è giusto parlare a loro, è giusto condividere i percorsi che noi abbiamo fatto, sostenendoli nelle scelte, ma soprattutto cercando di far capire anche quando una cosa va meritata, va fatta, e noi che abbiamo un po' più di esperienza, ecco, forse potremmo consigliare gli sbagli che abbiamo fatto, cercando di ridizionarli nel modo giusto. Gino Cecchettin, con la sua fondazione, ma anche le istituzioni, le forze dell'ordine, sono migliaia le persone in Italia che si battono contro i reati da codice rosso. In crescita i reati da codice rosso, ma negli anni è migliorata anche la risposta delle istituzioni, delle autorità competenti, delle forze dell'ordine. I carabinieri hanno investito molto nella formazione di specialisti capaci di affrontare i casi denunciati di violenza di genere, come il maresciallo capo Federica Zanette, che invita tutti coloro che potrebbero avere problemi a rivolgersi ai carabinieri. È meglio parlarne e affrontare insieme eventuali problemi che ci potrebbero essere. Non è detto che ci sia neanche che si configuri un reato, ma può la vittima ricevere un consiglio anche e magari migliorare la sua situazione. Anche il maresciallo Giulia Pistone è specializzata nel settore dei reati da codice rosso. Le donne vittime di violenza di genere quando si presentano in caserma, vengono immediatamente accolte per un colloquio in sede privata, quindi in ufficio, in cui appunto si cerca di metterle a loro agio, cercando di farle sentire tutelate fin dal primo momento. Secondo il report Istat, gli omicidi nel 2023 in Italia sono stati 334 e addirittura il 93,3% di quelli di cui è stato trovato l'autore vede come responsabili uomini. Solo il 6,7% ha come artefice una donna, ma attenzione, gli uomini uccidono in prevalenza nel 62,7% dei casi altri uomini, rivelando una tensione sociale e una violenza che si scatena su entrambi i generi come soluzione di diatribe, di liti, di contese, di divergenze. Siamo tanti a stretto contatto l'uno con l'altro e purtroppo però ancora dobbiamo imparare a comportarci in modo civile, ecco perché poi si arriva a commettere un reato. Ma non va sottovalutato che, secondo i dati Istat, a livello nazionale i femminicidi stimati sono pari all'82% del totale delle donne uccise. 96 femminicidi nel 2023 in Italia, nessuno nel Vicentino, dove però i reati da codice rosso sono in crescita sia tra gli italiani che tra gli stranieri. Qui a Vicenza si presentano maggiormente donne straniere, devo dire, almeno per esperienza mi è capitato che succedesse così, e in quei casi noi ci avvaliamo eventualmente di un interprete, di un mediatore culturale. Quello che si scopre però è che, seppure in minoranza, anche gli uomini, soprattutto italiani, si rivolgono ai carabinieri per denunciare di essere vittime di reati da codice rosso.
In percentuale minore, però sì, mi è capitato anche di ricevere vittime di sesso maschile che denunciano loro e si concentrano magari sull'aspetto psicologico, sono vittime di violenza più che altro psicologica. Servizio Carlo Alberto Inghilleri, un nuovo giro di vite del codice della strada per ridurre il numero di incidenti, particolarmente pesanti le sanzioni per chi guida usando il cellulare o abusando di alcol e stupefacenti. Siamo sempre in giro in furgone, in macchina, quindi è diventato un po' faticoso anche a livello proprio di gestione della guida. Cioè, bisogna sempre stare attenti perché in giro per la strada c'è un po' di tutto. Sempre peggio. Cioè la gente non c'è un minimo non so, hanno la testa da un'altra parte. Quindi probabilmente una multa più pesante. E vorrei anche qualcosa in più, insomma, diciamo, ecco. Giusto, perché comunque si sono verificati troppi incidenti per distrazione, anche le norme relative all'alcol, agli stupefacenti sono severe, però necessarie. Purtroppo i ragazzi oggi tendono sempre più a pestare sull'acceleratore, quindi con queste nuove normative penso che sarà un ottimo deterrente. Più restrizioni per tutti, sia per i ragazzi che per anche gli adulti. Sanzioni più severe per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droga, nuove regole per bici e monopattini, stretta per chi viene beccato al cellulare. Il nuovo corso del codice della strada viene promosso da buona parte dei trevigiani a pochi giorni dall'indagine shock della provincia che ha evidenziato l'aumento anche nel 2024 di incidenti mortali e feriti. In particolare 3 sinistri su 10 nella Marca sono causati dall'uso improprio dello smartphone che una volta entrata in vigore la legge potrà costare fino a 2.600 euro e sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Sì, quello è anche la distanza di sicurezza, perché tante volte c'è la combinazione di usare il telefono e stare attaccati agli altri che è veramente pericolosa e non fa sentire al sicuro. Come si dice, un messaggio non vale la pena di perdere la vita per mandare un messaggio e quindi si rischia tanto per un'inezia, quindi secondo me è giusto. Io ho perso anche un'amica per un incidente, quindi sono abbastanza sensibile sulla cosa. Quanto ai limiti di velocità, se da un lato si fissano nuove regole più restrittive per l'uso degli autovelox, dall'altro si aumentano le sanzioni per chi infrange le regole nei centri abitati. Per i recidivi si arriva a multe di 880 euro. Questa madre di 2 giovani ha le idee chiare. 2 ne ho patentati, per cui io sono più che d'accordo, perché vediamo tutti i giorni le stragi che ci sono sulla strada, per cui è giusto così. Per le vite che vengono perse quotidianamente sulle strade e soprattutto per una coscienza maggiore di tutti quanti. Però c'è chi dice multe troppo alte. No, bisogna dare un segno forte, altrimenti non si ferma più questa situazione. Questa è l'opinione dei trevigiani, intervista di Christian Arboit, pubblicità e torniamo subito. Atmosfera prenatalizia in tante città. Andiamo a vedere a Bassano del Grappa il mercatino Alex Giuliano. Con l'albero in piazza e il freddo pungente di queste ultime ore, a Bassano si inizia ufficialmente a respirare l'atmosfera natalizia e nelle casette in centro i sorrisi e le soddisfazioni per questi primi giorni di apertura sono tanti. Come è partito questo Natale? Beh, diciamo che è partito bene, anche perché siamo stati graziati da un bel tempo e diciamo che le persone stavano proprio aspettando il vin brûlé della Pro Bassano. Oltretutto il meteo ha aiutato non solo perché sono belle giornate, ma anche perché è iniziato il freddo e quindi un po' di vin brûlé ci sta. Sì, assolutamente sì. E quando le persone ci hanno visto ci hanno fatto quasi una festa. Sicuramente siamo molto fiduciosi perché la partenza è stata molto promettente. Tanti turisti quest'anno? Molti turisti, giornalieri e anche persone da lontano, perché abbiamo sentito parlare molte lingue, in principio l'inglese, ma tanto francese e tedesco. Ora con l'avvicinamento
l'avvicinarsi del Black Friday, i costi, le svendite sotto stagione, eccetera, 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 è fisiologico che il centro storico si impoverisca di persone che vengono ad acquistare e questo aiuta a creare quel volano in più. Come stanno andando le cose? Benissimo, sì, weekend, soprattutto sabato e domenica, molta gente, quindi siamo veramente contenti, soddisfatti, molti turisti anche, sì. Qua soprattutto la domenica c'è un bel movimento, c'è gente che passeggia, tanti giovani, mi fa molto piacere questo, vedo i locali comunque che ci sono qua in giro che lavorano bene e ovviamente i giovani portano le famiglie portano anche le signore che acquistano da noi. Chiudiamo con una notizia che riguarda l'UNIFIL. Purtroppo è stata colpita una base della missione UNIFIL nel sud del Libano, 4 militari italiani feriti. È tutto per oggi, grazie, arrivederci a stasera con Focus TG. Con Focus.